Potremmo definirle le transenne della ribellione, tagliato il filo di ferro che le bloccava e spostate dai cittadini esasperati per l'ennesimo esempio di degrado e abbandono del fiume. Questo è gente che va avanti io no, ma cosa posso dirmi? È quasi una forma di protesta questa. Sì, ma tanta gente, i terracabote sono stati. Esasperazione per un manufatto storico e soprattutto utile, ma anche per un provvedimento di chiusura al transito che molti considerano quantomeno singolare. Il ponte non è pericoloso per chi passa sopra, ma per le barche e i canottieri che passano sotto. In effetti qualche preoccupazione dovrebbe esserci più per chi passa sotto, viste le scaglie mancanti. Ennesimo esempio di un fiume che andrebbe più curato, se non altro per la capacità di attrarre turismo, e la costante presenza di ciclisti e podisti lungo le sue rive ne sono la prova quotidiana di un bene che i comuni rivieraschi, ma soprattutto l'ente parco, dovrebbero gestire certamente meglio. Arriva a dirlo uno degli storici presidenti del Parco Sile. Che il nostro è un parco produttivo che non è equiparabile al parco per esempio delle Dolomiti o il parco dei Colli oppure il parco del Delta del Po. Questo ente però per questo momento è visto nel nostro territorio come una palla al piede. Ostacolo ad approvazioni anche minime come l'apertura di una nuova finestra o la tinteggiatura degli uffici. Per Petenà, con questi presupposti, è facile il pronostico sull'operato della nuova giunta del Sile. Chi andrà a ricoprire il ruolo di presidente, non avendo un bilancio, cioè non avendo entrate proprie, non può essere nemmeno criticato su come ha speso queste risorse. Intanto è fissata per domani sera a Villa Letizia la prima assemblea del parco dopo la riorganizzazione voluta dalla Regione. Presenti sindaci, tecnici regionali e un rappresentante delle associazioni, chiamati a scegliere i 5 componenti della giunta che sarà guidata da un presidente nominato direttamente dal governatore Zaia. E proprio i sindaci Petenà lancia una proposta per poter intervenire sulle manutenzioni. Ogni comune degli 11 mettono a bilancio qualche migliaio di euro, si fa un fondo di 50-60 mila euro all'anno per manutenzioni.